E adesso il Natale però lo viviamo anche nel piatto, sono in compagnia dello chef delle Calandrine, Luigi Barbiero, e la persona che si occupa invece dell'abbinamento dei vini. Diamo il benvenuto ad Iliana Antonioli. Allora, qui abbiamo due delle proposte gastronomiche per il periodo natalizio, vero? Luigi, da quale cominciamo? Allora, io comincerei da, fra virgolette, la più leggerina, che abbiamo qui un flan di chiodini su una fonduta di Montasio. Dopodiché la tradizione, più tradizione che ci possa essere, è la pasta ai fagioli, cioè qui abbiamo una crema di fagioli con del radicchio fresco, diciamo autunnale, e il cotechino classico. Quindi insomma menù davvero tipici di questo. Rispettiamo la tradizione più pura. Torniamo al flan, ma spiegaci, allora, chiaro che insomma rifarlo a casa immagino sia un po' difficile, poi soprattutto per una come me che ecco in cucina non sono granché, ma il flan che cos'è esattamente? Praticamente, allora qui abbiamo chiodini frullati, della ricotta, delle uova e del parmigiano, tutto assemblati, frullati assieme, assemblate e cotte a vapore. Quindi il flan cos'ha la caratteristica di essere particolarmente... È un sformato, diciamo sformato per capire bene. Bene, e mentre qualche dritta, non lo so, per cucinare bene il cotechino? No, il cotechino è acqua, fatelo pur bollire 2-3 ore e via. Bene, grazie, ma che vini abbiniamo? Qui sono andata fuori regione, ho scelto un Morosé che è un Brut rosato di Poderi Morini, è un centesimino. E quindi sarebbe un Sauvignone rosso. Di che regione che non ho? Emilia Romagna. Ah, quindi dell'Emilia Romagna siamo andati. Ma è giusto, insomma, è bello, no? Anche sposare giustamente, ecco, altre regioni. E mentre per l'altro piatto? L'altro piatto è sempre dell'Emilia, sempre l'Albania, di Romagna, però con il secondo piatto ho fatto la Malanotte, la nostra Piave, insieme al nostro DOCG. Come araboso, quindi un vino abbastanza intenso. Un vino intenso, un vino da abbinare su piatti abbastanza corposi, ecco, corposi, sì. Benissimo, allora signori, io vi ringrazio. Avete capito che le Calandrine vi aspettano non solo ovviamente il giorno di Natale, ma insomma siete aperti? Siamo sempre aperti. Sempre aperti, benissimo. Grazie, chiudiamo con tutto lo staff. Eccoli qua, Gianni, Remo. Beh, è stato un piacere essere stati ospiti qui alle Calandrine di Cimadolmo. Grazie, io credo che insomma anche i nostri amici da casa abbiano apprezzato ed abbiano sentito davvero l'atmosfera natalizia. Grazie a tutti, Laura Ferrari vi saluta, ancora buon Natale, ci vediamo però fra 7 giorni, stessa rete, stesso orario, seguiteci, a presto e buone feste, auguri!